È stata pacifica la protesta degli studenti che hanno manifestato nelle vicinanze di Palazzo Ferro Fini in concomitanza con l'avvio dell'esame del progetto di legge nazionale che ha l'obiettivo di ritornare alla leva obbligatoria dal 2021. Noi studenti non ci stiamo, non crediamo che sia giusto investire più di 50 milioni di euro in un provvedimento inutile volto a educare i giovani attraverso l'ordine e la disciplina quando le scuole cadono a pezzi e i giovani non hanno da pagarsi i libri e i trasporti per andare a scuola. Educateci insegnandoci la solidarietà, l'apertura mentale, le culture che ci sono in giro per il mondo, educateci sui banchi di scuola anziché mandarci 8 mesi in servizio militare. Il dissenso si è manifestato a colpi di rasoio e i capelli sono stati consegnati dai portavoce della rete studenti media ai consiglieri regionali. Stretto il cordone di sicurezza con i poliziotti in tenuta antisommossa presenti attorno a Palazzo Ferro Fini sin dal primissimo pomeriggio. Nell'aula la discussione è stata aperta dal relatore di maggioranza Massimo Giorgetti, che ai ragazzi ha chiesto fiducia. L'iniziativa è quella di cercare di ricreare attraverso questo strumento o il servizio militare o il servizio civile comunque obbligatorio un minimo di cultura del dovere oltre che quella dei diritti e anche creare quell'affiatamento, quelle esperienze comunitarie che oggi purtroppo la tecnologia, il web, i cellulari eccetera non esistono più i rapporti umani. Ma la proposta trova la ferma opposizione del centro-sinistra. È un progetto di legge innanzitutto propaganda che non servirà a nulla, non realizzabile perché ha dei costi pazzeschi, per cui si parla addirittura di 5 miliardi, cioè estenderla poi anche alle donne significherebbe aumentare i costi, non ci sono attualmente le risorse nemmeno per garantire il servizio civile che è volontario. Il PD chiede di aumentare quegli stanziamenti e di consentire a chi ha voglia di affrontare un'esperienza di tipo civile di poterlo fare. È una legge, ripeto, propaganda che non vogliono neanche i militari e non vogliono i giovani.